Rieccoci in diretta per raccontare il Veneto in ginocchio e le tante facce di questo Veneto in ginocchio. Vi facciamo rivedere, importantissimo, quello che è il primo canale per poter dare una mano. È iniziata, è scattata nelle queste ore la corsa solidale. La corsa solidale per dare una mano a tutte le popolazioni colpite dalla montagna del Bellunese, ma non solo, da questo dramma del maltempo, il problema dell'acqua, il problema del fango, il problema del vento, insomma i tanti volti di questa emergenza che è un'emergenza costante. Questo è il conto corrente aperto presso la banca Unicredit dalla regione del Veneto. Quindi quelle sono le linee da seguire se volete appunto cominciare a dare un primo supporto. L'IBAN, lo vedete, la causale per poter dare una mano. Come sappiamo il governatore del Veneto Luca Zaia ha chiesto anche l'attivazione di un SMS solidale, insomma per avere più armi, diciamo, a disposizione per dare una mano. Il governo ha fatto sapere per bocca del sottosegretario all'economia Castelli, Laura Castelli, ha annunciato su Facebook che verrà appunto messa in atto, progettata la sospensione della riscossione delle tasse, delle imposte, dei mutui, il blocco, insomma la sospensione dei mutui e anche del pagamento delle bollette. Il governatore, il vice premier Di Maio ha detto che sarà nelle nostre zone nei prossimi giorni. C'è una prima risposta, si attendono però tempi celeri. Ovviamente la prima risposta è quella del Veneto e la regione con questo conto corrente. Marghera è il cuore operativo della protezione civile regionale ed è lì che si fa sempre il punto della situazione in questi giorni, ormai un vertice quasi quotidiano, perché da lì poi si prendono le decisioni più importanti. Allora oggi a Marghera il nuovo vertice e vediamo come è andato nel primo servizio. Nuovo vertice regionale per fronteggiare le emergenze dovute al disastro causato dal maltempo. Dopo i sopralluoghi il punto con tutti gli enti preposti alle operazioni di soccorso e aiuto, a iniziare da Veneto Strade. Ci hanno dato una mano anche gli amici trentini liberando il Quigneo e quindi aiutandoci ad accedere anche da Trento. Quindi il coordinamento avviene in questo momento abbastanza bene con ANAS. Analogamente forniamo un bypass a Sant'Antonio ad ANAS e riusciamo quindi anche a far passare tutte le colonne, mentre quella che c'è stata stanotte, poco dopo Cencelmigre, la dovremmo risolvere in serata anche con un allargamento a monte. Poi abbiamo il ponte tra Santo Stefano e Sappada, che anche quella ha una piccola limitazione, ma credo che anche in serata verrà tolta dopo un'ispezione dei tecnici. E con la forestale il punto sulla situazione dei nostri boschi, spazzati per un totale di oltre 60.000 ettari tra le due province di Belluno e dell'Alto Vicentino. Avrà delle ripercussioni anche sull'aspetto delle comunicazioni di questo inverno con la neve, perché c'è un aspetto di valanghe e sicuramente ci sono delle zone che saranno completamente scoperte. C'è una massa di materiale a terra incalcolabile, sono milioni e milioni di metri cubi di magname che dovranno essere gestiti sia per la ricomposizione del bosco, ma un altro problema di aspetto fitosanitario è che questo qua è benzina di fuoco per il bostrico che già stava decimando gli alberi. Situazione di grande disagio anche nel Rodigino con il problema dell'acqua, come spiega il dirigente del Genio Civile. Alluminio e ferro oltre il preventivabile, che ha dato delle problematiche alla centrale di potabilizzazione, tant'è che è stato dovuto dichiarare la non potabilità dell'acqua, ma la cosa è rientrata, adesso l'acqua è potabile e normalmente distribuita. Per tutti di importanza vitale la prudenza, con l'allerta che nel Veneto resta di livello rosso, come spiega la Protezione Civile. Attualmente siamo ancora nella fase più critica dell'emergenza. Pericolosissimi inoltre tutti quegli alberi che hanno risentito della furia del vento. Dopo 5 giorni di piena dei fiumi, gli argini sono molto pericolosi, quindi vi prego di non andare a vedere le piene, restare in televisione a guardarvela, evitate di andare sugli argini dei fiumi anche in pianura, l'argine degli Adige, dell'Adige, del Bacchiglione, di tutti questi fiumi, lasciate stare, del Piave, non andate a vedere le piene dei fiumi.
Presente ovviamente al vertice, come sempre in questi giorni, insieme al governatore Luca Zaia, anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che domani proprio con Zaia e con il capo della protezione civile nazionale Borrelli farà un nuovo sopralluogo nelle aree del Bellunese più colpite. Le province più investite sono state Belluno e Vicenza, sostanzialmente la parte montana, in modo particolare nel Bellunese la parte del Feltrino, della Gordina, del Cadore e del Comelico. Quando dico così intendo dire le realtà che sono rimaste senza acqua, senza luce, isolate. Anche ieri è rimasto isolato il Comelico, per esempio, perché dal lato Friuli, lato Sappada non era raggiungibile neanche dal lato bellunese, adesso è possibile raggiungerlo dal lato Veneto, ma come dicevo prima sono realtà che sono in continua evoluzione perché ci sono continui smottamenti. Diciamo che lunedì sera abbiamo toccato il picco massimo, 96.000 utenze scollegate nella sola provincia di Belluno, 133.000 in tutto il Veneto, quindi comprendendo anche la parte di Vicenza e di Treviso. Oggi siamo arrivati a 13.000 e quindi sembra un grande progresso. La realtà dei fatti è che questi 13.000 sono nei piccoli paesini di montagna, penso a Roccapietore, Selva di Cadore, Colle Santa Lucia, e sottolineo il fatto che quando manca l'energia elettrica l'impianto di riscaldamento non funziona, e stiamo parlando dei paesi di montagna dove nevica, sta già nevicando, e dove ci sono molte persone anziane che abitano da sole, quindi in totale difficoltà. Aggiungiamo tetti scoperchiati e il fatto che non c'è la viabilità, voi immaginate cosa voglio dire avere semplicemente un piccolo malore e non poter raggiungere l'ospedale più vicino, che è quello di Agordo, quindi la situazione è assolutamente complessa. Forse in quel di Roma non hanno capito la portata dell'evento, 700 mm di pioggia, 20 a 190 km/h, cioè non è un evento qualsiasi, è un evento che capita, non so ogni quanto, ma io penso che non ne vedrò altri, spero di non vederne altri. Come un bombardamento, come un terremoto, ci ha detto questa mattina l'assessore regionale proprio Bottacin. Sempre al vertice anche il direttore operativo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, che ha parlato anche del modello Veneto attuato in questi giorni e che, nonostante il dramma, ha scongiurato qualcosa di peggiore. A seguito della richiesta del governatore di stato di mobilitazione nazionale, che è stato appunto concesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, adesso si va avanti anche per quelle che sono le istruttorie per la dichiarazione dello stato di emergenza, ma nel frattempo anche il Sistema Nazionale di Protezione Civile si è mobilitato sin da subito, sta operando nella provincia di Belluno fianco a fianco con gli uomini e le donne della Protezione Civile della Regione e gli altri operatori del sistema di protezione civile, quindi continueremo a collaborare per far fronte a questo tipo di criticità. Il sistema Veneto sicuramente ha dato prova di risposta efficiente, un'organizzazione che coinvolge le diverse anime della regione e i diversi soggetti che a livello regionale operano. Questo è fondamentale per una risposta immediata in queste situazioni. C'è un territorio ampio come la provincia di Belluno che ha subito notevoli criticità, e quindi è importante dare una risposta di questo genere. E poi c'è la zona del Piave, ovviamente del Piave, che è sceso in questi giorni ma ha lasciato dietro di sé gli strascichi davvero pesanti, come ad esempio a Sandona di Piave. In via Tiro a Segno sono letteralmente disperati per lo stato delle loro abitazioni, ora evacuate, circondate dalla melma che è entrata in ogni stanza. Uno scenario davvero incredibile che abbiamo documentato con la nostra troupe. A Sandona di Piave il fiume e la potenza dell'acqua hanno devastato un'intera via. Via Tiro a Segno è stata completamente devastata. Come vedete ci sono fango che ormai è diventata una vera e propria melma. Non si riescono nemmeno a staccare i piedi, rimangono addirittura proprio incastrati, bloccati qui. Una bomba è arrivata da quella parte. Cosa ho visto? Ho dovuto andare via in spalle ai militari, che io ringrazio, se no mi annegavo. E in casa? In casa vedrò lei cosa c'è. Deve star bene perché... Che abbiamo un po' di luce. Signora,
Ora l'odore qui è davvero irrespirabile. Irrespirabile, per forza. Questo era il mio salotto, lì il mobile l'ho trovato rovesciato. Questa è la mia camera. Delle cose sono venute, non so come sono arrivate, tutte, ecco qua. Una bomba. Non si apre più, venga, venga. Vede? Naturalmente la corrente, non c'è ancora nulla. Questo è il bagno che hanno scardinato, vedi? Guarda, distrutto. Distrutto. Ha sollevato la porta che è pesante. Il fango è ovunque, i mobili sono impregnati, in casa della famiglia Bertocco resta ben poco da salvare. E anche se ora le abitazioni sono state evacuate, secondo i residenti c'è stata una cattiva gestione. 2 generazioni che la famiglia Bertocco è nel via Tirosegno, quindi il Piave lo conoscono molto bene, non lo solo sottovalutano, quindi lo sanno anche analizzare e vedere. Questa volta è mancata l'informazione dall'alto, perché forse a noi ci è sfuggito qualcosa, cioè l'entità dell'acqua che stava arrivando. L'acqua sarebbe entrata ugualmente, chi è dentro il via Tirosegno avrebbe avuto il tempo di preparare 2 o 3 borse e portare fuori alcuni effetti personali. E ritengo che il Tirosegno, come l'avete visto, sono passati 2 giorni dalla piena, vede qualcuno, vede protezione civile, qualcuno che sta aiutando. Qui il Tirosegno è stato abbandonato a se stesso. Quindi questa è la situazione. Tutto quello che vediamo qui, il fatto che abbiamo iniziato ieri a svuotare perché abbiamo dovuto svuotare il frigo, e io sono il nipote della signora Bertocco Danila e sto aiutando a svuotare. Assieme ad amici abbiamo cercato di lavorare amici per darci una mano. La potenza dell'acqua, la stanza che adesso vedete, ha sollevato il letto, il comò e ha sollevato tutto all'interno. Questa casa va ripulita, sanificata, l'impianto elettrico è saltato completamente e quindi il danno è enorme. La casa fu completamente restaurata a suo tempo per permettere al marito della signora Bertocco, non vedente dall'età di 34 anni, di potersi muovere autonomamente. Mi è uscito di testa perché non capisce più niente e piange perché non ha più la sua casa, quello aveva, solo quello, me e questa casa. Ma i Bertocco non sono certo gli unici ad avere la casa devastata dall'acqua e dal fango. Tutto bagnato, il primo piano tutto distrutto, capito? Nessuno non è venuto, che è venuto il primo giorno il assessore, no? Chi è stato? E basta. Oggi è telefonato, nessuno non risponde niente, vedi? Solo viene sì da lunedì, ma lunedì non aspetta, lì c'erano 2 bimbi piccoli, hai capito? E non è vero che del 66 era uguale di questa, perché del 66 io ero qua, sulla casa vecchia, e non era un lavoro del genere. Tra i residenti della zona c'è amarezza, soprattutto verso un'amministrazione che viene definita assente. Per il sindaco che poi manco fa servire, conosciamo che manco dire qualcosa, insomma. Signora Bertocco, lei si sente abbandonata dal sindaco? No, io veramente, guardi, non voglio più dire niente, qui ho perso la mia vita, basta. Queste dunque le parole di disperazione dei residenti di quella zona di Sandona di Piave. Allora sentiamo il sindaco Cereser come risponde ai residenti, delineando insieme al capo della polizia locale il quadro generale anche della situazione. Beh, noi dobbiamo ripristinare per quanto riguarda alcune aree pubbliche la funzionalità, sto pensando ai parcheggi che sono stati sommersi dalla piena, e poi continuare a dare assistenza ai privati, circa una ventina, che hanno dovuto abbandonare le proprie case, quindi una valutazione dell'entità dei danni per arrivare a ripristinare la vivibilità dove è possibile degli spazi. Via Tirosegno è quella dove c'è il maggior numero di famiglie, poi anche via Lungo Piave Superiore, e una poi in realtà isolata nella frazione di Passarella. In realtà ancora domenica pomeriggio il personale del comune, la polizia municipale, aveva informato tutti gli abitanti di abitazioni che sono all'interno degli argini che si stava verificando un evento anomalo. È chiaro che in quel momento tu non puoi dire quale sarà l'entità, però secondo me uno dovrebbe prepararsi al peggio. È vero che era da diversi anni che non si vedeva quello a cui abbiamo assistito in questi giorni, però non si può neanche escludere. Quindi nessuno in questo contesto può dare rassicurazioni e dire stai tranquillo che non arriverà a lambire la tua casa, ma ripeto, anche se questi eventi accadono magari non frequentemente, però non si può già dire o promettere che non ci saranno le conseguenze che poi si sono verificate. Via Tirosegno non è l'unica zona su cui si deve intervenire.
Anche il parcheggio alle mie spalle è completamente infangato e finché continua a piovere, certo, la situazione non si può risolvere facilmente. Il parcheggio del comune che si trova sotto il ponte della Vittoria, che è coperto da fango, la strada che era stata chiusa è stata riaperta e pulita, quindi per quanto riguarda la viabilità ordinaria noi non abbiamo più nessun problema. Ecco, quanti uomini all'opera in questi giorni di allarme? Tutto il personale del nostro comando è rimasto in servizio e all'opera, diciamo, per tutti i giorni della crisi, parliamo di 23-25 persone. E poi c'erano tutti gli operatori della protezione civile del comune di San Donà di Piave. Qui da noi avevamo, il COM era stato trasferito qui da noi, quindi avevamo la presenza poi del funzionario della prefettura e delle altre forze di polizia. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria, pochi istanti. Eccoci in studio in diretta, non c'è solo il danno che ha lasciato il Piave, c'è anche lo sguardo all'acqua alta di Venezia che, lo sappiamo, nei giorni dell'inizio di settimana, lunedì, ha raggiunto i 156 cm, la marea da record. Anche oggi Venezia le prese con l'acqua alta, questa mattina il livello massimo si è attestato poco al di sotto dei 100 cm con il centro previsioni maree del comune che ha annunciato nuovi picchi di 110 cm sia per domani, sabato 3 novembre, che per domenica 4, entrambi intorno alle 8 di mattina, giornate per le quali è previsto perciò il codice arancio, cioè con marea molto sostenuta, e all'acqua proveniente dalla laguna si aggiunge quella che arriva dall'alto, perché il bollettino meteo di ARPAV ha previsto ancora pioggia. Ce lo dice anche il meteorologo, il generale Giancarlo Iannicelli, che fa il punto un po' sia per domani che per domenica, ma anche per l'inizio della prossima settimana. Prevediamo per domani inizialmente condizioni di nuvolosità molto accentuata con qualche pioggia residua, qualche pioggia sparsa. Nel corso della giornata avremo un miglioramento, quindi con una nuvolosità e senza precipitazioni. Per domenica ecco una giornata di pausa, quindi una nuvolosità, una velatura del cielo per gran parte, però un peggioramento già nella seconda parte, e in serata non escluso qualche fenomeno di precipitazione. Poi ecco, per lunedì purtroppo la situazione non cambia, avremo un nuovo peggioramento con piogge sparse, questo lunedì e martedì, bisognerà aspettare mercoledì ma soprattutto giovedì per miglioramento. Questa dunque è la situazione, quindi c'è ancora da stare in allerta soprattutto nelle zone della montagna. Intanto infatti la Regione almeno per domani ha prolungato il preallarme ovviamente per il rischio idrogeologico, e allora se è un'emergenza davvero continua è ancora più importante, lo vedete in sovraimpressione costantemente, ma questo è, diciamo, il cartello che spiega ancora meglio qual è il primo strumento per poter dare un aiuto al Veneto in ginocchio. Il conto corrente è aperto dalla Regione presso Banca Unicredit, con il conto corrente intestato alla Regione del Veneto, con l'IBAN che vedete in sovraimpressione, e la causale Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018. Lo faremo vedere e lo facciamo vedere spesso, in ogni caso scorre anche nel crawl che vedete costantemente durante i nostri telegiornali, affinché chi ha perso magari qualche cifra possa registrarsela, possa scriversela, ed eventualmente, appunto, se ha questa intenzione. E in questi giorni vi possiamo raccontare che tantissime persone ci hanno chiamato, ci hanno segnalato, ci hanno mandato mail per dire come posso aiutare. Dovrebbe essere istituito un conto corrente, un numero solidale. Ecco, si sta realizzando questo è già attivo. Ci sarà anche dalla mezzanotte di domenica, sarà attivo un numero di solidarietà 455 0000, non solo per il Veneto ma anche per il Friuli Venezia Giulia e la Liguria, e lo ha reso noto il Viminale oggi, quindi ripeto 455 00 3 volte 0, ma questo sarà attivo dalla mezzanotte del 4 novembre, quindi per adesso il primo strumento è questo, è il conto corrente attivato dalla Regione. Nel frattempo le risposte diciamo sono arrivate per chi ha potuto decidere in autonomia di fare qualcosa, ad esempio Intesa San Paolo che ha confermato la
disponibilità a intervenire finanziariamente con un plafond di 1 miliardo di euro, di cui 270 milioni dedicati alla regione del nord-est, e a sospendere per 12 mesi le rate dei finanziamenti in essere per le famiglie e le imprese delle aree geografiche interessate, quindi anche le aree del Veneto. Quindi questo è già un importante strumento per chi ha chiesto un segnale. È stato il governatore del Veneto Luca Zaia a mandare ieri una lettera al Premier Conte. Di fatto il governo ha annunciato che ci sarà lo stop alle tasse e ai mutui, verranno sospesi, e l'ha annunciato, vedremo quando sarà operativo a questa soluzione. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, poi continuiamo la nostra diretta, daremo un occhio alle zone del Trevigiano, della Marca Trevigiana, perché anche nella Marca Trevigiana si contano i danni e si cercano soluzioni. A fra poco. Ben ritrovati al meteo. Condizioni di tempo molto instabili sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 3 novembre. Sul Veneto il tempo risulterà molto perturbato a causa di una perturbazione atlantica che influenzerà un po' tutta Italia. Ecco dunque che sulla nostra regione avremo piogge e temporali diffusi su tutte le province e localmente anche forti. Migliorerà in nottata. Temperature minime tra 13 e 16 gradi. Massime oscillanti invece tra 16 e 20 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, anche la nostra regione sarà alle prese con un nuovo fronte perturbato che porterà precipitazioni temporalesche a carattere sparso, tuttavia alternate a pause più asciutte e anche piuttosto soleggiate. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 14 e 16 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 19 e i 22 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, la nostra regione continuerà ad essere colpita da un'intensa ondata di maltempo, con piogge frequenti un po' su tutto il territorio, anche di moderata intensità. Entro la serata migliorerà ovunque. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, massime comprese invece tra 17 e 18 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci!